Allora, per quanto riguarda quello che tu dicevi del fatto di esserci chiusi bene, abbiamo fatto qualche modifica tatticamente perché pensavamo che ci potesse essere qualcosa che potesse essere migliorata. È andata bene sotto certi aspetti, è andata meno bene durante l'arco della gara perché poi ci siamo un pochettino persi, come ripeto ogni volta che parlo con voi. C'è questo discorso, praticamente partiamo bene, poi abbiamo un po' di timore, poi dopo ci ripresentiamo, sicuramente stasera il risultato di pareggio è un risultato giusto per quanto riguarda la partita. Allora, come abbiamo già detto anche in altre occasioni, nell'ultima occasione in cui ci siamo sentiti, noi adesso non dobbiamo guardare soltanto a fare più punti possibili, cercare di fare qualche prestazione diciamo all'altezza della situazione. Stasera giochiamo contro una grande squadra che ci supera di diversi punti, però stasera siamo stati all'altezza della situazione, secondo me abbiamo fatto un'ottima gara, una buona gara, ci siamo, come ripeto, un po' smarriti, poi ci siamo ripresi. Era immeritato il fatto di passare dal 2-0 al 3-2 secondo me per la squadra avversaria. Il 3-3 è un risultato che diciamo, ha messo fine ad ogni discorso e noi cerchiamo, io sono uno di quelli che pratica sempre una grande attenzione durante la partita perché soltanto con quella si può fare qualche risultato.